Un raduno vissuto nel cuore della città, perché le confraternite vivono nel cuore della comunità, perché rispondono concretamente al richiamo di Papa Francesco di uscire, di entrare in contatto con la vita quotidiana, con i problemi degli uomini, affrontandoli con la luce del Vangelo. Così il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, nel descrivere l'importanza di questo momento di comunità molto forte che è stato il raduno diocesano delle confraternite, svoltosi sabato a Santa Margherita Ligure. Un attraversare le strade e le piazze della città nell'anno dedicato alla misericordia, portando il crocifisso, elemento fondante della storia degli uomini e capace oggi di suscitare le domande più grandi alle quali il credente, aprendosi al dono della sapienza, è chiamato a porsi per cercare attraverso la parola di Dio le risposte nella vita di ogni giorno. Se davvero tu vuoi dare la risposta a quella domanda, che cosa debbo fare per avere la vita eterna? Il Vangelo c'entra e vale più di tutto. Ed è la parola più luminosa, più forte, più decisiva. Questo diciamo nella nostra fede e metti in scacco tutto il resto. Quasi una ventina le confraternite provenienti da tutta la diocesi che hanno preso parte al raduno che si è svolto a Santa Margherita Ligure. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo sul sacrato della basilica si è snodata la processione con i crocefissi lungo le vie della città, un momento molto partecipato e raccolto accompagnato dalla preghiera. Al termine ai partecipanti è stato dato l'attestato di partecipazione, ma è alla consegna ribadita da Monsignor Tanasini nelle prime battute dell'omelia l'impegno che ora le confraternite sono chiamate a rispettare. Dobbiamo riscoprire questa testimonianza della misericordia come fondamentale, come fondante il nostro essere appunto membri di confraternita. Riflettere, di capire bene che cosa vuol dire oggi per una confraternita essere testimone di misericordia. Credo che quindi sarà un po' questo l'impegno che cerchiamo di prenderci a venire nei prossimi mesi.